Ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere e Caffè, mi raccomando state tutti pronti perché adesso si parte all'avventura, saremo anche noi sprezzanti del pericolo oggi, ovviamente scherzo, ma mi riferisco alle avventure che è venuto a raccontarci il mio graditissimo ospite, quindi con molto piacere do il benvenuto ad un moderno esploratore, Giuseppe Faresin. Buongiorno signor Faresin. Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità. Grazie a lei di essere invece venuto qui. Allora, abbiamo detto moderno esploratore, lei non è nuovo ad imprese avventurose, citiamo però l'ultima, 30 giorni in solitario sul quarto fiume più grande del mondo, il Mississippi. Ma mi scusi, uno in 30 giorni a cosa pensa? Beh, sai, il Mississippi intanto, diciamo, va detto, è un fiume grande, enorme, mette soggezione, è un fiume che non perdona anche, no? È un fiume che quando tu ti metti dentro su una canoa ti senti proprio piccolo, ti senti nessuno. E allora lì ti prendono anche certi giorni di angoscia, ti prende l'ansia anche, no? Però ci sono anche dei momenti piacevoli, poi uno dice cosa pensi in quel momento lì? E tu hai tempo di pensare a tante cose che non hai il tempo di farlo durante la vita, no? Perché siamo presi tutti a correre, corriamo chissà per rincorrere chissà che cosa, e poi io dico basta una canoa che sfiora l'acqua, la carezzi anche, no? E questo ti incanta e a me piace questa espressione, questo modo di vivere, perché io lavoro, sono preso a correre anch'io come tanti, io seguo dei mercati esteri, vendo prodotti italiani all'estero e seguo 13 mercati esteri, quindi li seguo da solo e quindi sono preso ogni giorno, ogni momento. E questo ho ritrovato la gioia di andare in canoa proprio perché ti riempie dentro, ti riempie la vita. È un modo, diciamo, per riappropriarsi di un tempo che sia solo ed esclusivamente per se stessi. Sì, diciamo è così, anche perché io adesso aggiungo una nota, io ho avuto di recente un intervento un mese fa, no? Sono reduce un intervento importante direi, e questo ti cambia la vita, no? E ancora di più ti fa apprezzare queste cose semplici di tutti i giorni che noi ci dimentichiamo, che noi trascuriamo, no? E quindi ancora una volta dico, sono le cose semplici che contano. Senta, in questa avventura legata al Mississippi ci sono mai stati momenti di sconforto? Perché il Mississippi è un fiume che fa paura, come lei stesso ha ammesso. Sì, è un fiume, come dicevo, che mette soggezione. Poi voi sapete, e lo vedete anche dalla mia maglietta, no? Il Mississippi si scrive con tutte le doppie, no? E io dico sempre, già da qui capisci quanto grande e enorme è questo fiume, no? E non ci sono parole per descriverlo perché è largo anche 4, 5, 10 chilometri con delle paludi, foreste, canneti dove non ci sono approdi, dove è difficile orientarsi, quindi Ecco che stiamo proprio vedendo in dettaglio la sua maglia. Sì, ecco, e ci sono sicuramente stati dei momenti di sconforto, anche dei momenti di paura. Io mi sono imbattuto in un uragano e lì gli uragani, ragazzi, non scherzano perché in America è grande tutto, io dico sempre, e gli uragani anche. Però poi basta un raggio di sole il giorno dopo e ti mette già il buon umore e vai E si prosegue. Sì, è così, è così. Che livello di preparazione serve per affrontare una sfida come questa, sia a livello fisico che presuppongo a livello mentale? Beh, preparare una spedizione di questo tipo qua è molto impegnativa. Io ci impiego normalmente 6 mesi, perché io lavoro, dicevo prima, e c'è un discorso organizzativo, di gestione, poi ho messo insieme un progetto importante, coinvolgendo la regione, il governatore Luca Zaia, il sindaco di Vicenza, di San Drigo dove abito io, la Vogalonga, ed è un progetto articolato in cui bisogna anche, io mi sono messo anche d'impegno di contattare tutti i sindaci lungo il fiume che avrei incontrato e avrei portato la solidarietà, la lettera dei doni che mi furono dati dalla regione, da una banca importante, ma poi veniamo al discorso vero pratico, fisico. E lì non va trascurata la preparazione fisica, io sono quasi sui 60 e quindi... Portati bene però. Grazie per questo.
e quindi tutto diventa più complicato, più sacrificio, diciamo, no? E quindi ci vuole molta determinazione, molta costanza e quindi bisogna mettercela tutta. Ecco, come lei accennava, la sua spedizione rientra in un progetto ben più ampio. Lei è diventato una sorta di ambasciatore del Veneto, ma comunque di tutta quanta l'Italia in America. Beh, direi una bella responsabilità. Sì, io con grande responsabilità e onore devo dire, no? Ho portato lungo il Mississippi, ho passato cinque stati e con grande responsabilità e onore ho portato la lettera del governatore della regione e mi sono sentito responsabile di questo impegno, di questo progetto, e io ho portato con me anche una bandiera, la bandiera italiana, perché voi sapete che l'anno scorso era il 150° Dall'Unità d'Italia. anniversario, e questa bandiera l'ho fatta firmare a tutti i sindaci e delle Ve persone l'ha portata la importanti. bandiera, Sì, vero? ve la faccio vedere un attimo, eh. Eccola qua. Ecco che allora andiamo ad inquadrarla. Quindi è Ecco, stata firmata da tutti quanti i i sindaci. sindaci, sì, e poi dall'UNICEF di Atlanta, e sindaco di Minneapolis, di St. Louis, ma poi anche di città meno importanti, no, di Leclerc, di tante altre piccole cittadine, e tutti mi hanno accolto con grande calore, no? Quindi tutti hanno voluto porre il proprio autografo su questo pezzo di italianità. Eh sì, perché io dico, cioè diciamo noi siamo importanti, sì, ma visti da noi, ma gli americani insomma vedono l'Europa, in fondo là l'Italia è un affarino piccolo lì, e io dicevo, ma questi qua manca poco che ci vengono a spiegare che Cristoforo Colombo ha scoperto l'Europa, perché dell'Italia sanno poco, no? Perché vivono, a parte le grandi città, poi loro vivono nei loro paesetti, non si muovono mai. Ecco, Ecco. tra le tante cose che lei mi ha portato qui, io ho anche, che adesso andremo ad inquadrarlo, un cappellino dell'UNICEF. Abbiamo visto la scritta UNICEF anche sulla sua maglietta. Come mai? Me lo spiega? Sì, c'è un progetto che risale dal Danubio. Quando io 3 anni fa misi insieme il progetto Danubio, che volevo fare in solitario quello che potevo fare in 30 giorni, e a gennaio ci fu il terremoto di Haiti. Ecco, ricordiamo ancora questi nostri vicini di casa che sono gli emiliani, che poveretti stanno soffrendo, e questa è una parentesi che va fatta di dovere. E dicevo, ci fu il terremoto di Haiti e allora dissi perché non dare spessore a questo mio progetto, e allora mi ero impegnato di fare 1000 chilometri sul Danubio e decisi di dare €1 per ogni chilometro percorso ai bambini di Haiti, per i terremotati, per i bambini di Haiti. E allora io feci 6 nazioni, 4 capitali, contattai le 4 delegazioni delle capitali che poi passai, e questi accolsero con grande entusiasmo la mia iniziativa, e io diedi la donazione durante questi miei incontri lungo il Danubio, no? E voglio riproporlo quest'anno per l'America, io feci 1400 chilometri, donando $1 per ogni chilometro percorso all'UNICEF, sempre per i bambini di Haiti. E poi alla fine volai ad Atlanta e ci fu la delegazione UNICEF che mi accolse, e diedi questa mia donazione personale e in più anche dell'altro che avevo raccolto lungo questo grande fiume, no? Ecco, quindi diciamo la sua un'impresa non solo avventurosa, ma anche dal forte rilievo sociale. Beh, sai, tutti possiamo fare delle spedizioni, eccetera, però se non dai uno spessore a queste cose che fai, rimangono lì per te e basta, no? E quindi io penso che la solidarietà ha un peso importante nella nostra vita in generale, no? E anche io l'ho adottato nella mia spedizione, sì. Come lei stesso ha raccontato, ha incontrato diversi sindaci nel corso di questa sua avventura. Come si sono dimostrati nei suoi confronti? Com'è che l'hanno accolta? Beh, il calore che ho ricevuto è indescrivibile. Poi l'Italia, diciamo, sì, siamo È amata. piccolini, però è amata, no? È amata e ci facciamo voler bene. E loro me ne hanno voluto, devo dire la verità. E io ho incontrato, per esempio, il sindaco di Dubuque, che è una cittadina di 60.000 abitanti,
E questo sindaco gli portai dei doni, eccetera, no? E poi mi mandò un'email e mi disse: tu sei stato un grande ambasciatore, un tremendo, che poi tradotto così, no? Ambasciatore dell'Italia, dice, no? Perché sai, è come vendere un prodotto. Io vendo dei prodotti Lei ha all'estero, portato l'italianità doc. l'italianità, sì, e io penso di saperlo fare abbastanza bene e ho voluto vendere bene il nostro Veneto, la nostra Italia, e questo mi ha confortato tantissimo, e dico, vuol dire che non abbiamo solo faticato in questo fiume, ma si ricorderanno anche di un matto che è passato di lì con una canoa, ha lasciato dei doni, no? E una scia di italianità che fa sempre bene. Ecco, lei poi ci ha portato dei doni che le hanno regalato i sindaci. Ecco qui che ne vediamo inquadrato uno. Questo nello specifico cos'è? Quello lì è l'arco di St. Louis, che è alto quasi 200 metri con base 200, che rappresenta la porta ad ovest, no? Ed è il simbolo di St. Louis. E io poi simbolicamente, quando arrivai a St. Louis dopo un mese e 1400 chilometri, lasciai lì un segno e dissi: magari prossimo anno si riparte da qua e si va fino al Golfo del Messico, che sono altri 1600-1700 chilometri. E questo dono invece mi dice cos'è? Qui c'è un cofanetto, andiamo Beh, ad lì aprirlo. è emozionante perché sai, ti danno la chiave della città e io penso che è un dono che non viene dato così, no? E questo mi ha un sacco gratificato, e questa è la città di Leclerc, che è una piccola città lungo la riva destra del Mississippi, che ha dato la patria a Buffalo Bill, che noi conosciamo, no? E che quindi è stata resa famosa per questo. E c'è stato anche lì l'inventore della scatola nera per gli aerei, quindi piccola città ma con Ma grande... molto Sì, significativa. sì. Ecco, tornando un attimo all'arco di St. Louis, lei mi ha detto quindi di questo suo progetto futuro che vorrebbe partire. Da sotto l'arco di St. Louis e poi arrivare fino al Golfo del Messico, perché da lì in poi il fiume cambia, no? La parte superiore del Mississippi è regimentata da 29 dighe, perché devono tenere a regime il fiume, perché passano i grandi convogli di chiatte che portano fino a 900 tir di merce, no? E quindi ci sono ogni 50 km questi sbarramenti, sono dei gran laghi. Io ne ho trovati 29 e era sempre un vento contro, non vi dico quanto ho tribolato. Vabbè. Poi da St. Louis si confluiscono tre grandi fiumi, l'Illinois e il Missouri, e lì diventa un fiume grande, imponente, e arriva fino al Golfo del Messico, e da New Orleans lì ci sono i coccodrilli, ci sono davvero. Ma lei solo progetti ambiziosi, quindi. Ma ognuno di noi, io penso, deve fare dei progetti, dei target per arrivare, no? E a me piace organizzare, piace fare, piace mettermi in movimento. Io mi annoio, vado in depressione se non faccio niente, e poi la natura è una cosa meravigliosa. Poi vai con la velocità della canoa, che quindi hai tempo di osservare la farfalla, il pesce, e di queste cose che noi abbiamo perso la voglia, il tempo Il e gusto il anche, gusto, forse. sì, ecco. Senta, se io le chiedessi una cartolina di questo viaggio, qual è il paesaggio che le è rimasto di più nel cuore? Beh, sai, ogni giorno quando si parte tu metti in acqua, e il bello di questi grandi fiumi è che tu ogni giorno vedi delle cose nuove, anche quando tu pensi non succederà niente, succede sempre qualcosa. Però ecco, io non mi aspettavo, il fiume più bello che io abbia mai visto è il tratto che ho fatto l'anno scorso, scusate, del Mississippi, perché lì viaggi in mezzo a dei parchi incontaminati, dove c'è un grande rispetto per la natura, non c'è una cartaccia, un polistirolo. Dicevo, ma come faranno questi americani? Hanno una grande cultura e rispetto, perché io faccio dei fiumi anche qua in Italia e mi piange il cuore vederli come li maltrattiamo, questo sì. Ecco, durante le sue avventure ha mai avuto paura? Cioè, com'è che ci si comporta in tema di sicurezza? Perché lei alla fin fine è lì da solo. Sì, sono lì da solo e devi cavartela da solo in qualsiasi circostanza. E io mi imbattii un grande uragano, che lì in America gli uragani fanno paura veramente,
e calava la sera e ritardai a tirar su e dovevo attraversare un 5-6 km in mezzo a, dicevo, a paludi, cannetti, isole e non si vedeva l'orizzonte perché veniva su questo vento, questo mare di acqua. Ebbi paura e i due telefoni che avevano andarono fuori uso perché arrivò un'onda fortissima, io mi aggrappai a una radice in un'isola e arrivò un'onda forte, mi allagò la canoa, avevo i telefoni fuori uso, fortunatamente avevo un dispositivo che io mi porto sempre con me perché mi definisco un navigatore moderno e la Che è questo che sicurezza, adesso sì, andremo ad inquadrare. e la sicurezza, io dico, in qualsiasi cosa si fa, Eccolo qui. va in tenuta in prioritaria. Questo è un sistema, è un GPS che si fa il punto con i satelliti GPS e poi trasmette su dei satelliti commerciali e in caso di evenienza io posso contare su un pulsante in cui dovrebbe, ma io sono sicuro che sì, arrivare il soccorso. Ecco. Ecco, quindi esploratore sì, però moderno, con tutte quante le dovute precauzioni, Sì, mi par di sì, capire. sì, questo è importante, lo dico anche per chi si avventura magari così in un bosco a cercare dei funghi, eccetera, che poi magari viene un temporale, cala la sera, quindi è importante, sì. Quindi anche per chi vuole improvvisarsi esploratore. Sempre avere i margini. Senta, da dove nasce la sua passione per la canoa? E nasce nel 77, non è proprio il mio sport, perché un mio amico mi convinse a comprare una canoa nel lontano febbraio del 77 e poi con poca esperienza mi scaravento giù in un'impresa comune che è il Rodano, no? Partendo da Briga fino a Marsiglia. Beh, l'Alto Rodano è fatto di acqua torrenziale che scende dai ghiacciai, acqua fredda, canaloni rapide e fu veramente un miracolo venirne fuori vivo. Io dissi, con questo amico non voglio più averne a che fare e nemmeno con la canoa, però ecco, dopo 5 anni io volli fare il Danubio in solitario. Misi in acqua a Innsbruck, però poi ci furono delle alluvioni anche lì e ebbi la febbre, dopo 3 giorni diedi forfait. E dopo 28 anni riscoprì la canoa nuovamente perché passando sopra un grande fiume della Russia occidentale vidi questo fiume che mi incantò, dissi ma io ho una canoa attaccata al chiodo lì e andai giù per il Po da solo da Piacenza a Venezia e vidi che ancora ce la potevo fare e le promesse vanno mantenute, questa volta di fare il Danubio, perché poi le promesse specialmente a se stessi vanno mantenute e feci il Danubio. Beh, mi pare di capire che sia stato un rapporto conflittuale all'inizio, un po' come ogni storia d'amore. Sì, sì, perché poi le cose quando, ma io dico anche nella vita, no? Tu fai delle cose, le fai, non ti piacciono, però le fai con convinzione, arrivi in fondo e vedi che le hai fatte bene e questo ti gratifica, ti dà convinzione per far meglio le cose dopo. Ci sono mai state delle persone scettiche che magari sentendo le sue imprese, Mississippi, Danubio e quant'altro hanno detto ma va là che non ce la fai? Beh sì, io personalmente qualche volta anche, qualche volta, però sai quando sei in ballo devi andare, no? E però diciamo, forse credono in me più che io in me stesso, no? Perché io sono tenace nella vita, perché la vita è fatta di ostacoli e devi sempre affrontarli, no? Io dico tante volte, l'ho detto anche recentemente, questi giovani, no, che sono abituati a tutto, hanno tutto e non sono abituati a fare nessun sacrificio e la vita, dico, è fatta di sacrifici e bisogna crederci, e quando magari arrivano le cose negative bisogna rialzarsi e andare avanti e qualcosa viene fuori, vedrai. Questo gliel'ha insegnato la canoa o gliel'ha insegnato la vita? La canoa anche, la canoa è una bella palestra di vita, è una bella palestra di vita. Io vado nelle aree che chiamano aree emergenti, mercati emergenti, no? Io dico perché nessuno ci vuole andare, no? E lì ci vogliono tanti sacrifici, io vado nella Siberia, vado nelle regioni della Russia dove bisogna veramente sacrificarsi, però dove che magari i mercati fra un po' vengono fuori. Io vado dal 94, e quindi questa è una palestra che poi si traduce anche nella vita e nel lavoro che faccio. Rinuncerebbe mai alla canoa?
Ma io ho detto anche l'anno scorso, questa è l'ultima volta, no? L'avevo detto anche alla famiglia e poi l'ho tirata fuori per il Mississippi e adesso ho in Adesso ha già mente in di programma questa finirlo nuova? e poi ho ancora un grande progetto che io spero di poterlo fare, che è il Rio delle Amazzoni, che quello lì è veramente lì bisogna essere autosufficienti da quando si parte a quando si arriva e lo sto già pensando e E già cercando, sì, pianificando? sì, sì. Beh, direi che dopo il Rio delle Amazzoni, cioè, non c'è nulla di più grande da poter fare, o c'è ancora qualcos'altro? Ma io direi che possiamo fermarci, però anche perché ogni anno passa e quindi il sacrificio diventa sempre più importante, no? Durante le sue spedizioni le è mai mancato qualcosa della terraferma? Ma le comodità, le comodità perché poi quando torni a casa tu ti siedi una sedia, un tavolo, mangi un piatto, eccetera, sai che le apprezzi queste cose, no? E quindi le comodità, però fa parte anche questo, no? E poi apprezzi bene le cose che hai, sì. Quindi diciamo è anche un modo per rivalutare tutto quello che uno ha a casa, da una cosa scontata come la sedia al pranzo Ah, caldo, certo che sì, al certo, letto soprattutto, perché anche certo. dormire non penso sia molto agevole. Certo, certo, certo. Beh, sai, tu ti devi arrangiare, devi sempre essere in grado di essere autosufficiente. Io ringrazio sempre anche mia mamma, che ormai è lassù, poveretta, Una che, sorta di angelo custode. sì, che mi ha dato una mano, perché tante volte veramente dicevo, mamma mia, qua non ne veniamo fuori. E invece mi ha sempre dato una mano. Senta, nello zaino, prima di partire, Giuseppe Faresin che cosa mette? Ma io ho un checklist che è molto, perché sai, la canoa non è grande, però devi avere tutto perché diventa una casetta, no? E quindi tutta l'attrezzatura tecnica, tecnologica, anche le cose più stupide, eccetera. E io avevo le cose, un libro, mi sono portato un santino di mia mamma che me lo diede e quello me lo portavo dietro, quindi sono cose semplici che servono, che ti danno un senso di sicurezza, no? Ecco, questo diciamo è lo zaino materiale di Giuseppe Faresin esploratore, invece lo zaino metaforico di Giuseppe Faresin uomo che cosa contiene? Ma cosa possiamo dire? La spiritualità di questo, di quello che ti dà ogni viaggio, no? Io lo metto sempre dentro nella canoa che ci sta sempre e penso sempre a quello che ho fatto e durante il viaggio lo penso e lo ricordo e penso anche alle cose nuove che andrò a fare. Questo è piacevole, sì. Grazie infinite a Giuseppe Faresin di essere stato quest'oggi con noi e soprattutto vi svelo un segreto, Giuseppe vizia tutti quanti noi di Telechiara sempre con dei cadeau gustosissimi, quindi a nome di tutta quanta Telechiara davvero grazie, se diventeremo tutte quante più grosse è colpa sua. Ci mancherebbe, è stato un piacere che mi avete ospitato E allora quindi alla prossima avventura. al prossimo Alla anno. prossima avventura. Davvero grazie di essere stati quest'oggi con noi. Purtroppo le nostre chiacchiere sono terminate. Per noi è l'ora del caffè. Io vi do appuntamento alla prossima. Arrivederci. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody